Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutte le persone che ci seguono come di consueto sull'872 del Digitale Terrestre, sul network TV, ma anche sul sito veronadaily.it e sulle pagine Facebook di Pantheon e Verona Network. Oggi mi trovo in trasferta, non siamo in via Torricelli, siamo all'interno di un'azienda che ci ha ospitato, ma ovviamente siamo in diretta come sempre, sono le 18.01 del 29 maggio 2020 e oggi parliamo di economia, ma anche di lavoro, giovani e di impresa. Vi presento subito i nostri ospiti molto importanti oggi che ringrazio proprio per aver accettato il nostro invito. Partiamo da Cesare Veneri, segretario generale della Camera di Commercio di Verona. Benvenuto segretario. Buongiorno e grazie dell'invito. Abbiamo Carlo De Paoli, presidente di InJob. Benvenuto. Buongiorno, buonasera a tutti. Marco Dalla Bernardina, presidente giovani industriali imprenditori di Confindustria Verona. Benvenuto. Sì, grazie dell'invito, buonasera. Ed Emiliano Galati, segretario Felsa CISL Verona. Benvenuto Emiliano. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, partiamo subito con una nota di cronaca. Oggi Ignazio Visco, presidente di Banca d'Italia, ha commentato la relazione di fine anno e ha dato dei dati preoccupanti, già noti nel settore, però lo scenario peggiore che ha previsto appunto il presidente di Banca Italia è una perdita nel 2020 fino al 13% del PIL. Immaginiamo e sentiremo dai nostri ospiti questo che impatto potrebbe avere sul sistema economico-sociale. Ma caliamo questo scenario nel contesto locale e darei subito la parola a Cesare Veneri proprio per capire le imprese veronesi come stanno in questo momento, dal punto di vista proprio dell'osservatorio della Camera di Commercio, quali sono le considerazioni che si sente di fare. Prego, segretario Veneri. Grazie. Allora, la situazione è chiaramente inutile nascondersi, è una situazione difficile, una situazione che probabilmente la nostra città, la nostra provincia non ha ricordi di aver incontrato nei tempi passati. Siamo in una situazione in cui partiamo da una realtà del nostro territorio, della nostra economia, che è una realtà che ci ha sempre abituati, tra virgolette, molto bene a livello di dati generali, a livello di performance, a livello di crescita continua negli anni che si è sempre susseguita. E possiamo dire che anche la recente crisi che abbiamo passato, di cui pensavamo di essere usciti e di esserci lasciati alle spalle, era stata più pesante anche per il nostro territorio, ma era stata molto meno rispetto alle altre realtà italiane, anche del nord Italia. Perché? Perché l'economia del nostro territorio è un'economia particolare che ha la caratteristica di essere costituita da tante eccellenze, quindi non da una sola, ma da tante eccellenze che agendo in modo anche asimmetrico, seconda o anticiclico, a seconda delle situazioni, consentono comunque anche in momenti di difficoltà per alcuni settori di averne degli altri che consentono di, in qualche modo, di compensare queste riduzioni, quindi di mantenere comunque i dati complessivi della nostra economia su risultati positivi, sia per quanto riguarda l'export, la nostra economia per l'export, che è molto indirizzata verso l'esportazione e tutte cose di questo genere. La situazione adesso è una situazione nuova, una situazione in cui tutti siamo un po' spiazzati nel cercare di andare a individuare. Siamo tutti in questo momento sommersi da tutti questi dati, da tutti questi numeri che sono negativi in modo incredibile da un punto di vista generale, a livello nazionale, e che temiamo che anche a livello del nostro territorio, anche se chiaramente i dati arrivano sempre con un po' di ritardo sui territori rispetto a livello nazionale, avremo delle sorprese che sicuramente non saranno positive da questo punto di vista. Anche se io confido che comunque il nostro territorio, come numeri generali, dimostrerà sempre una certa capacità di reazione e quindi saprà difendersi in qualche modo. Una cosa che però è molto preoccupante in questa situazione è che la realtà nuova che è emersa, la crisi, la chiusura per i tre mesi dell'attività, ma oltre che la chiusura dell'attività, la difficoltà che ci sarà nel riprendere, perché i casi sono due: o la situazione riprende con rimbalzo e questo dà fiducia a tutti e ci consente di ripartire con un andamento molto, molto rapido, ma il dubbio che abbiamo è quello che questo rimbalzo potrà esserci per alcune realtà economiche, mentre per altre realtà, per altri settori magari non ci sarà. E quindi ci sarà una ripresa lenta, una ripresa che avrà bisogno del tempo per andare a recuperare, non dico tutto, ma almeno parte di quello che si è perso in questo periodo. E
E il dato che ci preoccupa più di tutto in questo contesto, oltre diciamo ai vari settori produttivi che chiaramente è fondamentali per la nostra economia, è uno dei settori che negli ultimi anni è diventato uno dei più rilevanti, che è quello turistico. Proprio perché il settore turistico ha una capacità di diffondere le proprie ritorni economici su tutta una serie di altri settori, perché per il turismo lavora gran parte dell'economia del territorio, e quindi le problematiche connesse non tanto con il fatto che il nostro territorio non sia più bello, non sia più attraente, eccetera, ma ad oggi non sappiamo le frontiere quando si riapriranno, non sappiamo cosa succederà, e questo ci preoccupa molto. Tra l'altro ha fatto bene Veneri a ricordare il settore del turismo, perché proprio Visco nella sua relazione ricordava che incide per quasi il 5%, insomma, sul PIL. Il settore turistico ha un impatto, insomma, molto, molto forte. Carlo De Paoli, veniamo a lei, riattivi il microfono. Questa crisi, questa emergenza evidentemente ha un impatto molto molto forte anche sul sistema occupazionale. Evidentemente lei ha un osservatorio privilegiato con la sua azienda che ha fondato e di cui adesso è presidente, per capire come cambia il mercato del lavoro, che tipo di approccio sta cambiando alla luce anche di queste dinamiche. Pensiamo alla tecnologia che stiamo utilizzando noi stessi adesso, un sistema digitale che fino a pochi mesi fa non esisteva. Come sta cambiando questo mercato che era già difficile, ricordiamolo, prima del Covid? Certo, diciamo che lo scenario vede la popolazione lavorativa divisa in 3 categorie dal mio punto di vista: chi ha già un lavoro, che oggi è in cassa integrazione, chi è fortunato ad aver ricevuto gli stipendi dall'INPS, nessuno o pochissimi circa, e comunque il 50% della retribuzione normale. Questo per chi aveva un lavoro prima di questa emergenza e non l'ha perso. Chi ha perso un lavoro, è vero che c'è una normativa che tutela i lavoratori, quindi l'impossibilità da parte di un'azienda, purché in crisi, di licenziare. È vero anche che ci sono una platea importante di persone con contratti a termine, non solo in somministrazione, che è l'attività che svolge la mia azienda, ma anche con contratti a termine, con un'altalenanza di normative che forse probabilmente Emiliano Galati della CISL potrà meglio chiarire, poi dipanate per fortuna, e quindi l'impossibilità di rinnovare contratti in essere per quelle aziende o per quei lavoratori che avevano contratti in scadenza. Chi già prima non aveva un lavoro, è evidente che la difficoltà non solo di poter accedere alla domanda, che comunque in certi settori, come ha correttamente espresso Cesare Veneri, comunque per la fortuna almeno del nostro territorio, che ha una diversificazione, dove per esempio il settore alimentare rappresenta una fetta importante almeno a livello produttivo, era impossibilitato a poter assumere normativamente, perché in presenza di cassa integrazione purché parziale non era possibile assumere. Cosa cambia? Cos'è cambiato e cosa cambierà? Diciamo che al centro rimangono comunque le competenze, nel senso che la spendibilità di ognuno sul mercato del lavoro dipende dalle competenze che ha. La dinamica forte avvenuta per effetto appunto di questa situazione è un'accelerazione delle competenze digitali e un cambiamento fondamentale del sistema di comunicazione. Come diceva giustamente Matteo Scolari, i giovani in questo caso hanno un vantaggio competitivo. Pensiamo ai millennials che, diciamo, se mi passate il termine, sono dei smanettoni, sono social, sono always on. Oggi per esempio la generazione Z, che è quella che si affaccerà nei prossimi anni al mercato del lavoro, avrà un ulteriore vantaggio, perché sarà assolutamente abituata neanche più a leggere, ma alla comunicazione video. Diciamo che in questa fase sono emersi 2 aspetti: la velocità e la puntualità. Pensiamo oggi noi alle 18, siamo tutti perfettamente connessi. Io vedo la mia azienda che prima facevi una riunione alle 18, poi forse si iniziava alle 18:30. Oggi alle 18 tutti sono connessi e tutti sono collegati. C'è stata anche una normativa in parte impazzita, diciamo. Dal punto di vista della ripresa non c'è stato e non ci sarà, dal mio punto di vista, un effetto elastico, cioè una ripresa immediata per recuperare il tempo perso. Diciamo che il mercato è trascinato non solo dai consumi, ma soprattutto dagli investimenti.
su questa parte è evidente che le aziende che producono beni non di consumo ma durevoli decisamente avranno una ripresa molto lenta. C'è poi la presenza, ma ci sarà occasione nel mio secondo intervento, di questo agile o smart working, come si vuol chiamare, che ha modificato il modo di lavorare in maniera sostanziale e quindi ha creato non solo la necessità di adattarsi a nuove tecnologie, ma anche la necessità di avere nuove competenze e appunto nuove consuetudini. Noi abbiamo fatto a proposito un'indagine in azienda che se c'è l'occasione e la possibilità vorrei dare 2 dati perché sono significativi. Grazie. Assolutamente, siamo curiosi poi di tornare da lei De Paoli proprio per conoscere questi dati e avere un suo parere sullo smart working che sicuramente ha subito un'accelerazione importante. Andiamo da Marco dalla Bernardina. Marco abbiamo deciso di invitarlo perché ha un duplice ruolo, è presidente di un'associazione di categoria giovani e quindi dà voce proprio a un'intera generazione di giovani imprenditori che in questo momento si trovano in parte anche disorientati, ma ovviamente è un imprenditore, quindi sa bene quanto possano essere in difficoltà le imprese in questo momento. Partiamo per ordine e parliamo delle difficoltà, insomma, che stanno subendo le aziende. Dalla Bernardina. Allora, le difficoltà sono note e sono facilmente deducibili anche dai 2 interventi precedenti. Probabilmente la difficoltà più grossa in questo momento è l'incertezza. Tutto è incerto a causa di provvedimenti poco chiari che continuano a cambiare e questo per un'azienda è estremamente deleterio. Cosa implica questa incertezza? Implica che un qualsiasi tipo di impresa necessita di diventare molto agile e molto dinamica per poter affrontare questo evento. Dinamicità e elasticità che sono difficoltose. Io lavoro nel settore alberghiero, turistico e petrolifero. Chiaro che le preoccupazioni sono molte. Dal punto di vista del turismo, per esempio, una cosa che vedo poco, però mi preoccupa la politica estera in questo momento. Cioè si fa sempre riferimento, stiamo parlando di rilancio del turismo, si fa riferimento al mercato interno, quando soprattutto per la nostra zona, ovvero nel Veneto, bisogna orientarsi verso scelte, verso provvedimenti che aiutino le persone dall'estero a tornare in Italia e ridiano quella fiducia che adesso manca nel nostro paese. Dal punto di vista invece del mio ruolo come giovane imprenditore, come presidente dei giovani imprenditori, devo dire una cosa: noi, più o meno tutta la mia generazione ha cominciato a lavorare negli anni tra il 2007, 2006, 2009, quindi non conosciamo dal punto di vista lavorativo quello che è il boom economico. Noi abbiamo cominciato a lavorare in un periodo di crisi, cominciavamo a vedere sprazzi di ottimismo, ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quella da cui siamo partiti. È uno scenario post-bellico per quello che ci riguarda. Una delle mancanze più forti, uno dei sentimenti che viene espresso più frequentemente è la mancanza di lungimiranza, di visione, cioè non riusciamo a vedere quella che potrebbe essere la realtà fra 15 anni, cioè non vediamo provvedimenti lungimiranti, non vediamo provvedimenti orientati a 15 anni, a 20 anni, e questo è un grosso problema. Problema perché il sistema Italia è abituato a trovare soluzioni contingenti. Adesso non dobbiamo fare di più, dobbiamo trovare quelle soluzioni, dobbiamo proporre quelle soluzioni per un mercato del lavoro, per un'imprenditoria tra 15 anni, non adesso. E quindi tutti auspichiamo che la politica faccia un esamino di coscienza e cominci a pensare a quello che sarà il mondo fra 15 anni, perché quello di adesso ormai è così. Fare provvedimenti come possono essere gli aiuti a pioggia, sì, vanno bene adesso, ma noi dobbiamo pensare, non è una situazione, anch'io non credo che sia una situazione che si risolva con un effetto elastico e con un rilancio immediato. È una ripresa che dovremo ricostruire e la ricostruiremo
pensando al futuro e mettendo in piedi azioni, progetti, tracciando un percorso che ci permetta fra 10 anni di essere di nuovo un paese estremamente competitivo. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché da più parti e da tempo, insomma, si segnala che l'Italia deficita, diciamo, e manca effettivamente di un piano industriale serio, che questo paese, ovviamente, per la storia che ha, la tradizione che ha, meriterebbe. Emiliano Galati, evidentemente in questo marasma, in questo cambio di paradigma dei rapporti tra imprese, lavoro, economia, insomma, cambiano anche le condizioni di accesso al lavoro. Voi come CISL, come Felsa CISL, siete attenti proprio anche a tutelare questo tipo di diritto, perché ricordiamo che il lavoro è anche un diritto, ma evidentemente in questo periodo diventa ancora più difficile la sfida. Non c'è dubbio, nel senso che paradossalmente la mia categoria era già preparata, perché era già abituata a che fare con un mercato del lavoro molto flessibile. Però poi quando arriva uno shock, per cui in 5 mesi 17.000 posti di lavoro nella provincia di Verona vengono meno, si può cercare in tutti i modi di essere già flessibili prima, ma è difficile far fronte a quella tipologia di lavoro. Ma mi collego anche a quello che diceva Carlo. Io credo che abbiamo molte persone in questo momento che sono coloro che sono sospesi, diciamo così, perché magari un lavoro ce l'avevano, ma non sapranno se torneranno a lavorare in tempi brevi, finita o meno la cassa. Attenzione, perché qui il dualismo, il cosiddetto dualismo tra persone che sono più garantite nel mercato del lavoro, non solo in termini di competenza, ma anche in termini di diritti, rischia di allungarsi e dilatarsi ancora di più, perché una parte di quelli che ad oggi sono sospesi rischiano di scivolare progressivamente verso forme contrattuali ancora meno tutelate, ad esempio di quello che è stato il contratto di somministrazione. E quindi questo è un tema per la nostra provincia fondamentale, visto che mi hai chiesto, Matteo, anche di fare riferimento all'attualità. Io stamattina avevo una video call con un importante parco dei divertimenti che riaprirà il 19 giugno, penso non c'è bisogno di fare il nome, e grazie a forme di flessibilità che il decreto rilancio ha sbloccato, mi riferisco al fatto che sarà possibile riassumere e prorogare i contratti a tempo determinato, ecco, solo grazie a questo sblocco sarà possibile per 100 persone che altrimenti sarebbero rimaste a casa, quindi faccio un esempio concreto e diretto, fra cui ci sono anche molti giovani, invece si troveranno, per fortuna loro, a lavorare, speriamo per 3 mesi, ma speriamo molto di più. Quindi, per carità, per quanto si possa fare il sistema, come giustamente diceva il dottor Veneri, nella nostra provincia, sarebbe fondamentale che la politica, e mi riferisco in maniera particolare al decreto dignità che regola l'attuale mercato del lavoro, non solo venga congelato, ma profondamente cambiato, perché permetta a una realtà come quella di Verona, con il tempo che necessariamente ci dovrà permettersi, almeno di reintrodurre con una certa gradualità il contratto a tempo determinato, perché pensare, come già si pensava pre-Covid, che tutti vengono assunti a tempo indeterminato, che non ci sia una possibilità di praticantato, che sostanzialmente ci sia un'imposizione da parte nazionale con una legge di impedire una flessibilità contrattata, per carità, su questo è maestra, con le organizzazioni datoriali, quella è la strada. Attenzione che quindi non deve esserci un congelamento temporaneo, ma si devono implementare da una parte delle politiche attive del lavoro, che quei lavoratori sospesi di cui parlava Carlo poi abbiano un lavoro meritocratico e competente, ma dall'altra si devono facilitare quelle aziende che vogliono assumere di poterlo fare all'interno di una flessibilità concertata, perché altrimenti il rischio è che si scivoli in una pessima precarietà. Grazie Galati per la precisione del suo intervento, torneremo da lei fra poco. Veneri, allora si può collegare sulla scia, diciamo, di Galati se vuole, però mi piacerebbe sottolineare anche l'impegno della Camera di Commercio, che ultimamente ha avviato delle iniziative molto importanti dal punto di vista economico per cercare di aiutare le imprese veronesi con lo sblocco addirittura di fondi, e parliamo di milioni di euro. Sì, esattamente, c'è stato un grosso dibattito all'interno della Camera del Commercio nei propri organi, quindi soprattutto all'interno della Giunta, fra tutti i componenti della Giunta, proprio per valutare e riuscire a capire quali potrebbero essere gli interventi migliori in questo momento, magari più efficaci da un punto di vista operativo, perché il momento richiede chiaramente degli interventi che siano corrispondentemente veloci in qualche modo, ma soprattutto efficaci. E
siamo entrati all'interno delle nostre risorse accantonate nel corso degli anni, siamo riusciti con un'azione molto attenta a recuperare un importo di risorse che riteniamo molto, ma molto rilevanti, che non ha precedenti negli interventi della Camera di Commercio in precedenza, con un importo di 30 milioni di euro che viene destinato a interventi di supporto all'economia nell'arco di 3 anni, di cui 20 milioni da destinare nel corso di questo esercizio, e partendo da alcuni presupposti, da alcuni principi. Innanzitutto evitare la polverizzazione degli interventi, perché abbiamo fatto un po' di ragionamenti, ci troviamo in una realtà di crisi in cui il problema non è di un numero ristretto di aziende, per cui con l'intervento, con le risorse che abbiamo, riusciamo anche a risolvere dei problemi. Cioè dare 1.000 euro a ogni azienda non risolve i problemi, non crea solo delle false aspettative, ma non ha un'incidenza reale dal punto di vista economico. Quindi si è cercato di evitare la polverizzazione e di cercare l'effetto leva negli interventi, cioè cercare la possibilità, con le risorse che la Camera sblocca e immette nell'economia, di creare un fenomeno virtuoso per cui intanto si faciliti l'intervento dante risorse di altre realtà, di altri enti in questo campo, e nello stesso tempo di mettere in movimento l'economia con effetto moltiplicatore. Quindi abbiamo suddiviso gli interventi in vari campi, innanzitutto interventi anche con la Regione, perché il sistema economico delle Camere di Commercio del Veneto è a fianco della Regione Veneto con interventi in questo campo. È proprio recentissima la notizia, l'ultima, che adesso partirà un bando sugli aiuti alle imprese per i DPI, tutti i vari prodotti che saranno stati acquistati in questo momento, dove la Regione metterà 2 milioni di euro e il sistema camerale metterà 200.000 euro per ogni Camera, quindi creando un bando di aiuto da questo punto di vista. Ma dopodiché abbiamo intenzione di entrare nel campo dei confidi, quindi per agevolare i finanziamenti alle aziende, come previsto dalle norme attuali, e quindi anche qui ci sarà uno stanziamento molto consistente per entrare da questo punto di vista. Ci saranno interventi sul campo dell'internazionalizzazione, perché come ho detto prima l'internazionalizzazione è un aspetto molto importante della nostra economia. Si tratterà di riuscire a rientrare nei mercati stranieri, ma rientrarci in modo giusto, in modo adeguato, riprendendo i contatti che c'erano, utilizzando il sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero. Quindi anche qui ci saranno degli interventi molto pesanti, e ci sarà anche la possibilità di sostenere le attività e gli oneri che avranno le aziende per andare sui mercati esteri e andare a riconquistare quello che avevano già prima di questa crisi. E un altro intervento importante sarà quello relativo al turismo. Siamo convinti che il turismo, come ho detto prima, per la nostra economia è fondamentale. L'economia di Verona è basata sul turismo perché siamo la quarta, quinta, sesta, seconda dei calcoli che si fanno per presenze turistiche in Italia. E quindi noi faremo interventi sia per quest'anno, perché siamo convinti che bisogna cercare di salvare anche la stagione in corso. Quindi qualcuno sta dicendo una stagione persa. No, noi siamo convinti che bisogna cercare di intervenire, quindi faremo dei interventi di promozione turistica per la stagione in corso, e ci concentreremo anche per le stagioni a venire con interventi di promozione turistica coordinati, che si concentrino sì sul lago di Garda e sulla città, che sono chiaramente i 2 punti più importanti, ma che soprattutto vadano anche a toccare le altre parti della provincia, a cercare di rivitalizzare un settore che chiaramente adesso è in grossissima difficoltà. Grazie Veneri, torneremo poi per il saluto finale e per un'altra questione che mi interessa proprio a tal riguardo sul settore turistico. Carlo De Paoli prima ci ha lasciato un po' con la curiosità, perché ci ricordava appunto alcuni numeri legati allo smart working e soprattutto questa modalità che da una parte evidentemente abbiamo detto ha subito un'accelerazione importante. Era da anni che si parlava di smart working in Italia, probabilmente anzi sicuramente a causa di questa emergenza è entrata prepotentemente nelle nostre vite. C'è chi la ama e chi la odia. È una modalità che divide un po' anche, no? Però potrebbe aiutare sicuramente molti lavoratori a trovare magari più tempo per se stessi, per le proprie famiglie, e ottimizzare i tempi. Certo. Prima di parlare di smart working, Flash, mi ricollego all'intervento dell'amico Emiliano Galati sul tema di una normativa che spesso fatica a correre dei rischi rispetto alle tutele o alla burocrazia, invece di guardare alla sostanza e al momento. Lo smart working, mi correggerà se dico qualcosa di sbagliato Emiliano Galati, non è ancora normato al 100%. Di fatto si è dovuto applicare per obbligo di legge.
ancora oggi le aziende sono obbligate, possono riaprire tutte, salvo chi può non farlo grazie allo smart working. Non entro nei dettagli tecnici perché il pubblico non capirebbe, ma ci sono anche qui 1000 punti di domanda. Parlo della mia società in questo caso, perché poi diciamo che già da 3 anni noi facevamo smart working in azienda, quindi dotazione tecnica, le condizioni necessarie per poterlo applicare erano già applicate. Dal 16 di marzo il 100% dei dipendenti per il 100% del tempo ha lavorato da casa, perché la mia azienda non ha mai chiuso e siamo andati avanti operativi come fossimo in ufficio esattamente da casa. È evidente che pur essendo preparati non eravamo preparati a gestire il 100% del tempo, il 100% dell'organico, come potete immaginare in smart working. Abbiamo condotto, in primis io ho dato obiettivi chiari ai miei collaboratori in modo che sapessero esattamente quali erano le priorità. Secondo, ho creato un sistema di monitoraggio delle performance e quindi della produttività. Io faccio un lavoro fondamentalmente di consulenza, quindi ovvio che se facessi un lavoro produttivo non posso dare un macchinario a caso al mio dipendente perché lo faccia, ma per noi basta un laptop e uno smartphone con un collegamento wifi per poter lavorare. Gli applicativi sono tutti in cloud, per cui questo, diciamo, dal punto di vista tecnologico non era un problema. Abbiamo poi fatto, ecco, questa è una cosa, è evidente che dal mio punto di vista valutato sul momento, nel senso che vorrò farla anche tra 6 mesi, perché allora, analisi delle competenze scusate, innanzitutto smart working vuol dire cambiamento. Noi sappiamo che l'essere umano è un animale non portato al cambiamento, l'essere umano è portato alla sopravvivenza, quindi cambia se deve sopravvivere. In questo caso il cambiamento legato alla sopravvivenza, dettato dalla situazione, è una cosa abbastanza strana di per sé, punto di partenza. Noi abbiamo analizzato non solo le dimensioni comportamentali o diciamo i sentiment dei collaboratori in smart working, ma soprattutto l'analisi delle competenze necessarie e i nuovi modelli organizzativi legati allo smart working. Su 100 dipendenti che abbiamo, 72% sono donne, l'81% ha meno di 39 anni, quindi il 60% non ha figli, perché è evidente che la valutazione è anche correlata non solo alle abitudini ma anche alla condizione lavorativa da casa. Se uno non ha una stanza dove lavorare, se uno non ha collegamento, se uno ha la nonna da assistere piuttosto che 3 bambini, 2 gatti, 5 cani, difficilmente lavora da casa agevolmente. In ogni caso l'esperienza è stata positiva per il 90% dei nostri dipendenti, l'80% dice che addirittura ha ottenuto maggiori risultati, il 50% afferma di averli ottenuti in minor tempo, il 70% dice che ha lavorato in modo più focalizzato e con più concentrazione, il 70% addirittura ha dichiarato di aver avuto più tempo libero da dedicare alla famiglia perché ha evitato il tema degli spostamenti, del lavoro, eccetera. Il 10% ha detto meno collaborazione e addirittura più conflittualità, ma parliamo di una minoranza. Il 70% auspica che la mia azienda prolunghi questa attività di smart working almeno 2 giorni alla settimana in modo permanente. E questo è un dato curioso, è evidente che non è la media nazionale, è evidente che non è un dato, diciamo, che si può generalizzare, però è un dato reale fatto da 100 persone che dal 16 marzo lavorano da casa. Grazie De Poli anche per questi numeri, perché ci hanno dato proprio una panoramica, uno sguardo, una proiezione su quello che effettivamente potrebbe essere anche il sentiment così dello smart working in generale. Io passo la parola proprio a Marco dalla Bernardina, intanto gli chiedo cosa ne pensa dello smart working, e poi ci sono dei settori, ricordiamo, lei opera nel turismo e nel settore petrolifero, diciamo, dei carburanti, dove magari è più difficile ovviamente operare da casa. Una prima riflessione su questo, e poi come presidente giovani sappiamo che voi contribuite insieme ad altre associazioni alla scuola d'impresa, che è molto importante, e quindi chiedo come fa a motivare i suoi coetanei, gli imprenditori giovani, che evidentemente ha richiamato anche durante il primo intervento che ha fatto, dicendo che in questo momento evidentemente sono un po', non dico demotivati, ma disorientati per una mancanza di orizzonti. Allora,
Per una questione, secondo me, di età, per noi lo smart working è un qualcosa, già più nelle nostre corde, è una cosa abbastanza normale. È importante dire che c'è già da anni una concezione diversa del lavoro tra i giovani e un lavoratore di un'altra generazione. Si ricercano anche cose diverse, mentre nel passato era più l'aspetto economico. Ormai un giovane lavoratore non guarda più neanche quello, cioè sono altri, è più interessato alla mission dell'azienda, a condividere valori, a un ambiente di lavoro che gli permetta di coniugare magari la vita privata. Quindi sono tutti aspetti che sono stati velocizzati dal Covid, ma erano già nelle corde dei ragazzi. Ormai non c'è da nasconderlo, molte volte sono proprio i lavoratori che scelgono l'azienda, mentre una volta si faceva la selezione ed era l'imprenditore, l'ufficio del personale che sceglieva il personale. Adesso succede il contrario, tu vedi 4-5 persone, 10 e poi sono loro che ti dicono di no, perché magari non riesci a essere abbastanza attrattivo per loro. In tutto questo c'è anche da aggiungere il fatto che, soprattutto per quello che riguarda i giovani imprenditori, siamo orientati verso un'estrema innovazione, un nuovo modo di intraprendere le cose, la tecnologia, di vedere, di opportunità, di capire il mondo, di vederlo con occhi differenti. E è importante per noi riuscire a trattenere quei talenti italiani, quei giovani lavoratori che hanno una resistenza al cambiamento più bassa rispetto a altre persone, per esempio all'uso della tecnologia. Questi sono tutti aspetti, anche riferendomi all'intervento precedente, da tenere in considerazione quando si va a valutare quelli che possono essere gli interventi dal punto di vista delle tutele dei lavoratori e via dicendo. Lo smart working cosa ha evidenziato in maniera lampante? Che la concezione oraria del lavoro non è più importante, cioè ormai anche a un imprenditore non interessa più se il lavoratore sta in azienda 8 ore, l'importante è il raggiungimento degli obiettivi. Noi siamo ancora fermi a una contrattazione e ci sono dibattiti su quante ore una persona deve lavorare. Lo smart working ha distrutto questo paradigma, questa cosa, nel senso che ha dimostrato che l'importante è ottenere obiettivi e anche in quest'ottica sarebbe importante lavorare per integrare. Dobbiamo poi, dal mio punto di vista, in questa situazione di crisi, favorire l'uscita dal mondo del lavoro delle persone che giustamente hanno contribuito per 30-40 anni alle aziende e alla vita dello Stato, favorendo l'ingresso di risorse giovani. C'era Paolo Versa, che è un professore dell'università della London University, ha studiato i fenomeni aziendali paragonandoli alla Formula 1 e porta, sarò veloce, l'esempio della Browns GP che nel 2008 ha vinto il mondiale. La Browns era nata dal fallimento della Honda, era stata comprata ad £1 rilevando i debiti, non avevano soldi da investire, hanno fatto una macchina da corsa che era decisamente aveva meno prestazioni degli altri. In quell'anno lì hanno introdotto volontariamente il CARS, che per chi non è un pratico del mondo della Formula 1 è quel sistema che trasforma il calore dei freni in energia elettrica per dare lo spunto. Fatto sta che quel mondiale 2008 Browns non aveva i soldi per mettere il CARS. Nel 2008 cosa succede? Che la Brown GP vince il mondiale costruttori, piazza al primo posto Button, al terzo posto Barrichello. Questo perché? Perché tutte le altre scuderie, correndo all'estrema innovazione, non erano in grado di gestire, non avevano un capitale umano in grado di gestire un cambiamento così repentino. E ha fatto preso, gli si incendiava le macchine, i meccanici prendevano la scossa quando cambiavano le gomme e avevano una marea di problemi. Questo cosa significa? Significa che se vogliamo innovare, noi imprenditori dobbiamo avere un capitale umano in grado di capire questa innovazione e in grado di domare questa innovazione, altrimenti rischiamo di avere il risultato peggiore. Innoviamo, non abbiamo delle risorse. Questo come lo facciamo? Lo facciamo favorendo e trattenendo giovani talenti che possono esprimersi. Molto brevemente su quello che riguarda invece i giovani imprenditori, io non sono così convinto di questo spirito arrendevole.
Cioè, in questo momento i giovani imprenditori, l'Italia ne ha sempre cambiato i giovani, dal dopoguerra e via dicendo, è in questi momenti che il giovane, la gioventù esprime il meglio, ha ancora quella verve, quella voglia di competere. I giovani imprenditori non sono demoralizzati dalla situazione, hanno voglia di esprimere, chiedono soltanto che ci sia un sistema politico che li metta in grado di correre. È solo questo. E in quel momento lì noi saremo in grado, tutti saremo in grado di esprimere il meglio per il nostro paese. Grazie dalla Bernardina. Allora, ultimo intervento di Galati e poi la volata finale con i saluti e con il messaggio di auspicio. Galati diceva De Paoli l'ha tirata in ballo perché lo smart working non è ancora normato e qui ci sono delle lacune di cui qualcuno si potrebbe anche approfittare. Avete i campanelli d'allarme attivati anche per questo tipo di situazione? Poi ovviamente le lascio carta bianca anche per un altro tipo di intervento. No, cioè, perfetta sintonia. Anche non abbiamo fatto un'indagine come in Job, ma anche dai nostri primi ritorni sicuramente c'è un atteggiamento positivo rispetto a questo lavoro. Solo due sottolineature. La prima, come sempre in Italia, anche per quanto riguarda il lavoro, spesso si passa da un estremo all'altro. Cioè, fino al pre-Covid erano poco più di 400-500 mila i lavoratori che facevano veramente smart working, cioè il cosiddetto lavoro agile. E adesso abbiamo sfiorato nel periodo di lockdown gli 8 milioni di persone. È chiaro che nel giro di 2 mesi era impensabile per aziende, prima di tutto, ma anche per i lavoratori, arrivarci con un sistema di formazione adeguato. Quindi la prima considerazione è alziamo l'asticella, non solo e non tanto sull'alfabetizzazione digitale, ma anche sul fatto di accertarci che tutte queste tipologie di competenze siano appannaggio almeno di questi 8 milioni che dal nostro osservatorio continueranno a utilizzare la modalità dello smart working, perché per molti in questi 2 mesi di lockdown più che smart working è stato telelavoro, perché giustamente si è detto non c'è una vera e propria normazione, c'è una serie di articolati della legge 81 del 2017, è un appendice del Jobs Act dell'allora governo Renzi, che aveva iniziato a individuare determinate modalità legate alle connessioni, al diritto alla disconnessione, a tutta una serie anche di doveri legati a quella modalità di lavoro. È chiaro che poi non è stato sviluppato nessun altro tipo di articolazione, neanche regionale, quindi anche qui colgo l'appello anche dell'esponente di Confindustria di trovare anche a livello regionale, laddove lo smart working avrà, secondo me, anche dopo il periodo della fase 3, diciamo, del Covid, sarà un utilizzo maggiore da quel punto di vista. Come dicevo, seconda considerazione e chiudo, non bisogna neanche qui poi arrivare all'estremo opposto, cioè di esaltarlo come il focus centrale, perché chiaramente aiuta forse la produttività e non c'è dubbio in alcuni settori, e aiuta anche il lavorare di gruppo e anche la creatività. È chiaro che in alcune situazioni però, soprattutto in determinate economie relazionali, e Verona è tra queste, sarà fondamentale comunque poi tornarsi, parlo dei team di lavoro, anche che sia all'interno di un'azienda, di un'organizzazione sindacale o comunque industriale, sarà fondamentale vedersi, cioè trovare anche una relazione empatica attraverso anche un linguaggio non verbale. Detto questo, fondamentale entro l'anno che la politica, di cui prima si parlava, colga la palla al balzo e non lasci all'emergenza la gestione appunto del telelavoro / smart working, ma completi la riforma del 2017, cioè appunto la legge 81, e ne faccia un vero e proprio traino, magari partendo da quelle regioni, e il Veneto è la prima, che possono farne attività continua e costante all'interno dei luoghi di lavoro. Grazie Galati, grazie. E iniziamo la volata finale. Un saluto breve, un auspicio. Chiudiamo sempre le puntate cercando di vedere insomma il bicchiere mezzo pieno ove possibile, ma mi sembra di avere una platea insomma oggi particolarmente anche ottimista e realista soprattutto. Veneri, le riattivo il microfono perché mi piace sottolineare che la Camera di Commercio, sempre nel momento in cui ha annunciato questo stanziamento straordinario di 30 milioni, ha annunciato, dica se sbaglio, che si candida anche come cabina di regia per una promozione diciamo di tutto il territorio scaligero e non solo, coinvolgendo tutti i partner. Quindi oltre al capitale finanziario, diciamo, c'è anche un ruolo di responsabilità e
insomma, è un messaggio positivo che la Camera di Commercio lancia in questo momento. Sicuramente è un impegno tutto tondo su un campo fondamentale. Devo dire che in questo abbiamo anche il supporto della Regione, perché è il momento in cui è più difficile, è inutile disperdere le risorse, disperdere le forze, bisogna concentrarle e bisogna essere in grado di operare su tutto il territorio in modo adeguato e operare all'estero in modo tale che, come si diceva prima, il turismo nostro viene dall'estero, il turismo tedesco è il turismo più importante, ma anche olandese. Cioè, se non andiamo a cercare i turisti esteri nella nostra provincia, ci troviamo con il turismo italiano che copre una percentuale molto bassa delle presenze turistiche. Ecco, crediamo che unendo gli sforzi di tutti e come Camera ci mettiamo la faccia proprio per cercare di riuscire a interpretare il pensiero di tutti, le volontà, le aspirazioni di tutti e cercare di tradurre in fatti concreti e reali. Ecco, quindi crediamo che questo sia un momento in cui forse proprio per la particolarità, per la difficoltà del momento, possiamo riuscire a portare fuori, a cogliere questi aspetti importanti e magari andare a risolvere qualche problematica, qualche struttura, qualche malinteso, qualche situazione strana nel passato, o magari una situazione che da un punto di vista economico non creava grossi problemi, quindi consentiva anche di non andare a sfruttare fino in fondo tutte le possibilità che c'erano. In questo momento la situazione che c'è ci obbliga a dover andare a cercare di fare il meglio possibile. Grazie Cesare Veneri. Carlo De Paoli, un pensiero finale, un auspicio, come possono impegnare anche i giovani questo tempo per riposizionarsi sul mercato? Lei sostiene, e lo possiamo dire candidamente, a meno che non abbia cambiato idea ultimamente, che il lavoro fisso, il posto fisso non esiste, e non esisteva probabilmente prima della crisi Covid-19, non esisterà probabilmente, diciamo adesso chiariamo il concetto di posto fisso, non che non esistano più posti fissi. Ricordo un'intervista in cui io dissi: non è vero che non si ambisce al posto fisso, non si deve più ambire al posto unico nella stessa azienda, perché questo non significa evolversi. Quindi l'auspicio che io faccio ai giovani è quello della curiosità, è quello del capire, soprattutto in momenti di rottura come questo, si aprono delle brecce enormi per chi le sa cogliere. È evidente che non vanno presi sotto gamba, non è un problema. Mi è piaciuto Marco Della Bernardini, ha detto una cosa fondamentale, dice: noi giovani non abbiamo paura di andare avanti, di crescere, non siamo preoccupati della situazione, noi vogliamo che ci mettano le condizioni di fare. Io sono un po' più anziano di Marco Della Bernardina, visto che ho fatto il presidente dei giovani, mi ricordava prima del 2005 e oggi siamo nel 2020, quindi 15 anni fa, e dicevamo le stesse cose. Noi con questo cosa voglio dire? Che dobbiamo non aspettare che qualcun altro faccia qualcosa per noi, dobbiamo fare qualcosa noi per noi stessi, e questa è l'occasione giusta. Grazie De Paoli. Marco Della Bernardina, ha un suo illustre predecessore, insomma, no? 15 anni fa Carlo De Paoli era presidente dei giovani, insomma, ha avuto successo con la propria azienda, speriamo che sia di buon auspicio. Riattivi intanto il microfono, perché mi sa che l'ha disattivato lei. Esatto, eccoci. Sì, però questa cosa che 15 anni fa si facevano le stesse identiche cose è preoccupante. È preoccupante, è un problema. Allora il mio auspicio è siamo in una situazione estremamente difficile, uno scenario, l'abbiamo detto e ripetuto, post bellico. Da questi scenari si esce soltanto lavorando insieme come sistema paese. Il mio auspicio è questo. Il mio auspicio è che si impari da questa esperienza, si comincino ad abbattere alcune differenze che ormai non hanno più senso di essere, e si prova ad immaginare un futuro diverso, un modo diverso. E mi piace anche farla come provocazione, ma è seria, cioè per me è un sentimento mio, e lo faccio al dottor Galati, che è quello di dire: sediamoci giù, giovani imprenditori e giovani sindacalisti, immaginiamo quello che può essere fra 15 anni il mondo del lavoro, sentiamo quali sono le esigenze dei giovani, immaginiamo una strada magari ambiziosa, tutto quanto, però proviamo a tracciare un percorso differente
insieme, coniugando quello che possiamo coniugare, battendoci sulle differenze, perché ci sono e ci saranno sempre interessi differenti, altrimenti non avremmo senso di esistere come differenze. Però immaginiamo, facciamo un qualcosa di diverso, vediamo se riusciamo a dare questo segnale, a proporre una via nuova, a proporre qualcosa di differente, per far sì che fra 15 anni non mi ritrovi a dover dire il futuro presidente dei Giovani, 15 anni fa l'ho detto io, 30 l'ha detto Carlo, caro mio, non c'è un fallimento nostro. Se fra 15 anni sentirò ancora se sarà un fallimento mio come imprenditore e come giovane. Emiliano Galati, ci ritroveremo fra 15 anni a fare i stessi discorsi, magari con gli stessi ospiti, la stessa puntata? No, assolutamente no. Ma in realtà colgo in maniera molto favorevole l'appello, anzi sono pronto anche dalla settimana prossima a come dire, stilare un possibile accordo mettendo dentro anche smart working, transizioni lavorative, politiche attive del lavoro, anche per dare il buon esempio, perché secondo me Verona, già come dicevi tu Matteo, prima del Covid non era già più un unico mercato del lavoro, ma adesso le nuove generazioni si sono secondo me già abituate ad un universo dei lavori. L'importante è che la cassetta degli attrezzi sia sempre ben riempita, fornita, e che il livello dell'asticella delle competenze sia sempre medio-alto, non solo per competere tra noi, ma come diceva dalla Bernardina, anche per aumentare il livello di competitività, ovviamente con il mondo esterno che non sta certo solo ed esclusivamente a Verona. Quindi assolutamente è un appello che colgo molto favorevolmente. Allora, grazie, abbiamo terminato. Io ovviamente ringrazio tutti i nostri ospiti e relatori. Marco, riattiva pure il microfono che ci salutiamo, anche Carlo De Paoli. Ringrazio quindi Cesare Veneri, segretario generale della Camera di Commercio di Verona, Carlo De Paoli, presidente e fondatore di InJob, Marco Dalla Bernardina, presidente giovani di Confindustria, ed Emiliano Galati, segretario Felsa CISL Veneto, prima ho detto Verona, in realtà Veneto. Grazie, avete dato informazioni molto interessanti, precise e calate su una realtà che speriamo insomma possa senz'altro migliorare, anche se le condizioni di partenza sono dure e difficili. Noi ci vediamo lunedì alle 18 alla solita ora. Grazie e buon weekend. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti.